Il risveglio oggi è stato qui, in questo posto a picco sul mare della Corsica. Il cielo è un po' coperto ma la temperatura è discreta, non è così freddo come nei giorni scorsi e quindi va bene così. Ripartiamo dopo aver caricato bagagli e imballato la tenda e scenderemo ancora per 1 chilometro sullo sterrato per poi prendere l'asfalto verso la costa. Usciti dalla strada che conduce al colle di Saint-Jean, adesso riprendiamo invece la costa però questa volta occidentale e ci dirigiamo verso Saint-Florent. C'è un paesino del dito della Corsica, la parte più a nord appunto dell'isola. Si sale leggermente lungo la strada costiera e le cose più interessanti da conoscere qua a Nonza sono, visto che ha solo 69 abitanti, sono la spiaggia nera che si trova proprio sotto il paese e la torre genovese che domina l'abitato. Siamo vicini a Patrimonio, ma c'è un senso alternato di circolazione perché è venuto giù un pezzo di strada, c'è stata una frana probabilmente e quindi c'è un ponte un po' traballante ma sicuro che sostituisce la strada. Avevamo notato sulla strada fino a qua che c'erano parecchie querce e effettivamente ci sembrava fossero delle sughere e infatti qua adesso sulla spiaggia abbiamo trovato una miniera d'oro praticamente, perché ci sono un sacco di cortecce e è effettivamente tutto sughero. La salitella verso Patrimonio è stata particolarmente impegnativa, non tanto per la salita in sé quanto per un po' di vento contrario che si sta alzando. Speriamo non peggiori. Dopo la sosta a pranzo qua a San Fiorenzo, alla Corsa, ci dirigiamo verso Isola Rossa e dovremo salire un po' però qua dal mare prima di raggiungerla. Lasciata la baia di San Florenzo si sale le colline e si entra nell'entroterra per poi raggiungere di nuovo la costa verso il Rouge. La strada qua zigzaga seguendo le linee di livello della montagna e per fortuna è pianeggiante e tra un po' dovrebbe iniziare anche a scendere. Non vediamo l'ora, siamo piuttosto provati. Ragazzi, ma quanto è bella sta strada che collega San Florent e il Rouge, che attraversa il deserto. Ogni curva è un panorama nuovo, è un panorama davvero spettacolare. Ho appena finito di dire che c'è un paesaggio fantastico qua e proprio dietro un'ennesima curva abbiamo trovato uno spiazzo, probabilmente un'area sosta estiva e ci sembra perfetta per questa notte ai piedi di questa roccia con un panorama fantastico dall'altra parte sul mare, quindi direi ottima scelta, che non è stata una scelta ma è stata una fortuna per questa sera. Ci vediamo domani.
eravamo pronti per andare a dormire, ma qua è iniziato a piovere e ci sono certe folate di vento che ci fanno pensare a un ribaltamento della tenda, quindi speriamo insomma che non succeda l'imprevisto. Incrociamo le dita, anche perché non è che l'abbiamo fissata molto bene stasera la penna. Porca miseria. 4 picchetti e via, tanto sembrava una bella serata e dopo tutto in un tratto si è alzato il vento. La pioggia non è un grosso problema, è il vento più che altro. Tra l'altro domani danno in zona raffiche a 80 km/h, quindi se sentite di 2 cicloviaggiatori ribaltati in Corsica mi sa che siamo noi. Vabbè, proviamo a dormire, va, che è meglio. Buonanotte.